La bara è vuota, il corpo del Cristo è stato deposto. Giorno di lutto oggi per la comunità cattolica che ieri ha rievocato i tragici momenti della morte di Gesù in croce, tutto in attesa del giorno della domenica, quando il Cristo risorgerà dai morti. Ieri sera a Favara al Calvario, dopo l'omelia di Don Uriel Ortiz, c'è stata la deposizione della statua di Gesù dalla croce nella teca di vetro e la processione con al seguito anche l'immagine della Madre di Gesù per le vie Umberto, via Margherita, via Vittorio Emanuele e via Cesare Battisti fino a piazza Cavour. Ad accompagnare i due simulacri spinti a mano dai membri della confraternita Santa Croce del Calvario, oltre ai fedeli, anche la banda musicale Giuseppe Lentini e le autorità civili e militari di Favara. Ad aprire il corteo diversi credenti con i lumini in mano, a guidare la processione i sacerdoti della città. Durante il percorso anche quest'anno ci sono state delle soste per l'ormai tradizionale canto a Sì, versate lacrime. Don Giuseppe Doriente, arciprete di Favara, nella sua omelia in piazza Cavour, ha parlato del servizio che i veri credenti devono offrire ai fratelli, prendendo l'esempio di Gesù che ha lavato i piedi agli apostoli e la sua frase «Chi vuole essere grande tra di voi si farà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi sarà il servo di tutti». Don Giuseppe ha invitato i futuri candidati alle prossime elezioni comunali a scendere in campo non per essere serviti, ma per servire. Dopo l'omelia è stato il momento della tanto attesa spartenza, ossia l'atto del disperato saluto della madre alla salma del figlio prima della deposizione nel sepolcro, accompagnata dalle suggestive note della banda musicale Lentini. La statua del Cristo è stata quindi poi spostata all'interno della chiesa del Rosario e appoggiata sull'altare per permettere ai fedeli di venerare, salutare e baciare l'immagine. Già da quel momento e per tutta la giornata di oggi, sabato, è tempo di riflessione e di preghiera nell'attesa della risurrezione di domenica. Da stamattina c'è stata la possibilità di fare una visita devozionale al Calvario, dove c'è l'urna vuota del Cristo morto. In tutte le chiese parrocchiali è possibile confessarsi in attesa della funzione della veglia pasquale. Il sabato è un giorno importantissimo perché è il giorno della riflessione, della preghiera e anche uno deve cercare anche di tirare le conclusioni di tutto quello che ha vissuto tra il Giovedì Santo, nel quale il Signore ci ha lasciato il comandamento del servizio, di dare la propria vita per gli altri, e il venerdì che è proprio l'apice, il Signore che dà se stesso per noi, e questo ci invita, a riflettere e a dare noi stessi per gli altri. E poi la domenica è il clou, possiamo dire, perché è la risurrezione, la nuova vita. Nuova vita, noi crediamo che c'è una vita eterna e noi risorgeremo con il Signore, ma nello stesso tempo è l'impegno a vivere uno stile di vita, modelli di vita nuovi in questa terra, e quindi non è qualcosa che noi ricordiamo, qualcosa di morto, ma qualcosa che ci impegna quotidianamente a rinnovarci, a fare in modo che la giustizia, l'umanità, il rispetto degli altri, la dignità, abbiano sempre di più spazio nella vita quotidiana di ogni cristiano. Nella sua omelia ha parlato di servizio con l'esempio di Gesù che lava i piedi e si mette al servizio degli altri, come quello che dovremmo fare tutti i credenti. Sì, un cristiano che non capisce che la sua vita deve essere spesa per gli altri non è più neppure un cristiano. Gesù stesso ci dice che i suoi discepoli si riconoscono proprio nel servizio. Io, Signore e Maestro, vi ho servito, anche voi dovete servire. Ecco, gli altri riconosceranno che siete i miei discepoli se siete capaci di lavare i piedi gli uni agli altri. Il servizio, possiamo dire, è quello che distingue il cristiano dagli altri, perché nel servire si dimostra l'amore veramente verso gli altri.